Abbiamo voluto mettere in pista un modello perché attendiamo di avere risultati concreti, misurabili e che faccia sì che la provincia di Treviso, che primeggia in tanti ambiti, non primeggi sulla pessima qualità dell'aria. Non vuole indossare maglie nere il presidente della provincia di Treviso, che sulle PM10 è corso ai ripari istituendo una task force senza precedenti nella Marca, tutti insieme per il miglioramento dell'aria, da ARPAV a ULS, consigli di bacino, categorie economiche, società partecipate, sindacati. Il protocollo d'intesa con regista il Sant'Artemio mette sul tavolo 1.600.000 euro all'anno per 3 anni, soprattutto per incentivare la sostituzione di caldaie sia nelle abitazioni private che nelle aziende. Una quota sarà anche destinata alla lotta contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti, leggi maggiore videosorveglianza. Le risorse arrivano dal maggiore gettito derivante dall'incremento del 5% del tributo ambientale in capo alla provincia. In termini di tasse, 2 euro all'anno per residente, più o meno il costo di un caffè. Un caffè all'anno può essere una misura trascurabile per qualcuno ma importante per qualcun altro, ma io credo che tutti possano essere contenti se riusciamo a far sì che l'ambiente in cui noi viviamo sia un ambiente migliore in termini di qualità dell'aria. Qualità dell'aria che resta pessima, gli ultimi dati validati nella giornata di martedì 18 parlano di altri sforamenti ai livelli di legge che a Treviso sono già arrivati a 41 dall'inizio dell'anno. Indubbiamente la qualità dell'aria in questo momento non si può definire buona, i superamenti sono tanti, come sta accadendo un po' in tutta la pianura padana, in tutto il Veneto. E proprio il riscaldamento domestico resta una pesante variabile a Treviso, come in tutta la pianura padana. Il riscaldamento domestico rappresenta 1/3 delle polveri sottili che vengono prodotte e sostituire le caldaie significa utilizzare dei sistemi più efficienti in grado di emettere meno e quindi di migliorare significativamente la qualità dell'aria.